Buongiorno a tutti. Buongiorno, solo un benvenuto da parte mia a questo prestigioso consesso su un tema così, diciamo, importante e delicato in questa fase che è complicata geopolitica che stiamo vivendo. Io vi auguro un buon lavoro, sarò con voi, ma diciamo ascoltare attenta quelle che saranno le vostre osservazioni e riflessioni che impattano su tutti noi. Benvenuti a Milano. Grazie. Non abbiamo l'audio del video introduttivo, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Capita sempre, sì. Eccoci. No, senza audio, siamo sempre senza audio, regia. Bene, magari lo riproduciamo più tardi quando riusciamo a ripristinare l'audio. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa sessione di presentazione di anteprima della terza edizione di Open Dialogues for the Future, di cui coordino il programma per the European House Ambrosetti. È un progetto fatto su input e collaborazione della Camera di Commercio di Pordenone Udine, guidata dal Presidente da Pozzo, con la direzione scientifica di Federico Rampini, che ci guida, diciamo, nella definizione delle tematiche in questo momento di grande sviluppo, positivo o negativo, questo lo vedremo, delle dinamiche geopolitiche globali. Questa mattina l'obiettivo è non soltanto presentare il progetto Open Dialogues, presentare in anteprima il programma dei lavori che si terranno a Udine il 6-7 marzo dell'anno prossimo, ma anche con il contributo dei nostri ospiti capire come si stanno delineando innanzitutto le relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla luce della rielezione del Presidente Trump, e in secondo luogo anche come cambierà il ruolo degli Stati Uniti nello scenario geopolitico globale. Non mi dilungo in introduzioni e passerei subito la parola a Simone Crolla, rappresentante e consigliere delegato di AmCham, per i saluti introduttivi, e dopo proseguiamo con i lavori. Prego Simone. Grazie mille, grazie alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, all'European House. Il video comunque si coglieva la bellezza, insomma, anche senza l'audio. Tra l'altro un secolo fa ho fatto il militare in quelle zone, in un ridente paesino che si chiama Vivaro, insomma, quindi mi ricordo la bellezza di quei posti anche senza il rumore, l'audio. Sentivo entrando il dottor Rampini che diceva, insomma, che è ancora presto per capire un po' l'amministrazione Trump, i dazi, eccetera, verso l'Europa, giustamente verso Canada e Messico. Ha già fatto qualche dichiarazione belligerante che poi è rientrata in base a questo stile un po' da deal maker, con i due presidenti che sono accorsi a trovarlo a Mar-a-Lago e hanno cominciato già a trattare, eccetera. Ecco, come Camera di Commercio americana è solo un saluto, siete benvenuti, saremo presenti da voi a marzo, daremo il nostro contributo. Abbiamo già affrontato tramite gli associati chiaramente la prima amministrazione Trump, e da quello che abbiamo potuto osservare all'epoca i vari dazi, la famosa guerra commerciale eccetera, non ha poi prodotto un impatto così fortemente negativo su quelle che sono le esportazioni e anche gli investimenti diretti. Devo dire che da allora, con o senza Trump, credo che sarebbe avvenuto lo stesso, questi numeri si sono incrementati. Ieri sera
l'ambasciatrice li commentava durante la cena di gala, diciamo, della Camera di Commercio americana, in cui si danno i premi appunto ad aziende che hanno fatto investimenti o di qua o di là, e è un rapporto che continua a crescere e che credo che sia talmente resiliente che non possa, come dire, subire battute d'arresto. Ci saranno degli aggiustamenti da fare, ci sono sempre, ci sono anche per gli americani verso l'Europa e ci sono inevitabilmente dall'Europa verso gli Stati Uniti, ma insomma, stando, come si è detto, in 1000 consessi ancora più uniti, la speranza è questa. Sono situazioni che si possono superare perché le economie sono talmente interconnesse che è difficile anche, come dire, smontarle o in un certo senso rallentarle. Quindi grazie dell'invito e buon lavoro a tutti e ci sentiamo poi presto. Grazie mille Simone. Ora darei la parola noi abbiamo dagli Stati Uniti in diretta 2 ospiti, oltre a Federico Rampini, che sono qua con noi oggi, l'ambasciatrice Mariangela Zappia, che ringrazio molto per la partecipazione, e naturalmente Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation, NIAF. Robert, over to you. Grazie, sono veramente onorato di essere qui oggi riunito con 3 di mie famiglie più importanti qui in Italia. Dirò prima la mia famiglia friulano. Lo sa che ogni anno la NIAF dedica un anno a differenti regioni dell'Italia. Quest'anno era dedicato a Friuli Venezia Giulia e devo dire che voi di questa bellissima regione siete diventati come famiglia per me. Ho fatto 3 viaggi in Friuli Venezia Giulia, siete un popolo magnifico e sono sempre contento di essere con voi. Sono anche contentissimo di essere con mia famiglia della AmCham, con Simone e Aaron. Ieri sera Simone ha descritto la NIAF come sister organization dell'AmCham e proprio è la sister organization. E finalmente sono qui con la nostra famiglia dell'Ambrosetti. Per gli ultimi 3 anni l'Ambrosetti e NIAF siamo partners per la conferenza annuale a Cernobbio e abbiamo fatto un grande lavoro insieme e continuiamo a fare quello. A parte di quello voglio dare un riconoscimento alla nostra ambasciatrice, che è un punto di orgoglio non solo per tutti gli italo-americani ma rispettata da tutti gli americani. Voi dovete essere orgogliosi di avere un rappresentante come l'ambasciatrice Zappia negli Stati Uniti. Allora, dopo tutte queste introduzioni, io sono stato chiesto di spiegare cos'è la NIAF e mi hanno dato permissione di parlare in inglese, che è un beneficio per voi, non dovete sentire questo accento esotico. Comunque, the NIAF is one of hundreds of organizations of Italian Americans in the United States, but it is the only one that truly represents the nation's 17 million Americans of Italian descent and speaks as their voice in Washington, D.C. It was described by President Maloney recently as, quote, the most important and prestigious Italian-American organization. And it has as its mission to celebrate and advance the inspiring achievements and uplifting values of the Italian culture and presence in America, and to strengthen and empower ties between the United States and Italy. We accomplish this mission in a variety of ways, from our Washington, D.C. based headquarters and from the efforts of remote workers in 6 different American states. We give out more than $1 million a year in scholarships and grants to deserving Italian Americans, and another $500,000 in heritage travel to Italian American college students who have not been to Italy before, as well as to young Italian-American professionals who have careers that focus on the relationship between the United States and Italy. Most of the students that we take each year to Italy come from our network of more than 40 smaller Italian-American organizations that are affiliated with our foundation.
The sort of grants that we give out are for projects that promote various aspects of Italian or Italian-American culture and history, such as books, concerts, exhibitions, festivals, and theatrical performances. Last year, we started the NIAF De Laurentiis Film Program, which is named for our NIAF board member, Dino De Laurentiis, and which gives grants to half a dozen aspiring young Italian-American filmmakers. But we also give grants to help fund major films that are proud to have given $100,000 for the making of the major film Cabrini about the life of Mother Frances Cabrini, the first American saint of the Catholic Church. I believe this movie is now available in Italy, and I encourage you all to see it because it really is a spectacular film. We also believe in doing everything possible to promote the Italian language in the United States and just made a 5-year commitment in the amount of $100,000 to support the Scuola Italiana Guglielmo Marconi in New York City, which is one of only a handful of schools in the United States that are accredited by the Italian government. And we have a NIAF on Campus program which supports the Italian clubs at universities across the United States. Another very important part of what we do is to work with the Italian-American Congressional Delegation on issues of importance to both the Italian-American community and to Italy itself. There are nearly 40 United States congressmen and senators of Italian descent, including the last 3 speakers of the House of Representatives, which is the 3rd most important position in the American government. These speakers include Nancy Pelosi, Kevin McCarthy, who had an immigrant grandfather from Molise, and now Mike Johnson, whose mother's maiden name was Messina and who has had Sicilian grandparents. Today in the White House, we also have the First Lady of Italian descent, Dr. Jill Biden, whose parental family also hails from Sicily. I've often said I could die happy when I see a president of Italian descent in the White House. It looks like I'll have to live a bit longer, even though this past primary season we had 2 good candidates on the Republican side of the aisle, Ron DeSantis, the governor of Florida, who is 100% of Italian descent, and Chris Christie, the former governor of New Jersey, who is half Italian. Our foundation is completely bipartisan, and as I like to say, we work with everyone in the government from Pelosi on the left to Pompeo on the right. As long as you're a proud Italian American, we're willing to work with you. The network of government officials that support the NIAF is a great advantage not only to the Italian American community, but also to the Italian government, and particularly to the embassy in Washington, as we can bring to the attention of our political network positions that are important to the Italian government. We are also able to bring legislators from Italy and America together at various events, and the NIAF is often called upon to host various visiting Italian delegations to make introductions and to brief them on various issues. Our budget for the NIAF depends on the annual dues of thousands of members, as well as sponsorships from private Italian and American companies, as well as the fundraising galas, which have become legendary. NIAF is known for having some of the biggest and most impressive fundraising galas in Washington, D.C. Every president of the United States since Jimmy Carter has attended a NIAF event, and just last year, President Biden came to our gala. This year, we celebrated the 49th annual NIAF Washington Gala, and over the course of the past 49 years, we have honored nearly every prominent Italian and Italian-American figure, from Frank Sinatra and Dean Martin to Gianni Agnelli and Sergio Marchionne, and everyone in between. Each year at our Washington Gala, there is a representative of the Italian government and approximately 1,000 guests that come from around the United States and Italy, and most recently, Canada as well. As we just signed an accord with the Canadian Italian Business and Professional Association in order to unite the Canadian and Italian diaspora into a unified North American diaspora of nearly 20 million members of Italian descent. The NIAF is governed by a board of directors comprised of 50 of the most prominent Italian Americans.
Over the years on our board of directors, we've had individuals like Geraldine Ferraro, the first Italian-American female candidate for Vice President of the United States, Louis Freeh, the former head of the FBI, Peter Pace, the former chairman of the Joint Chiefs of Staff of the American Military, Nancy Pelosi, Dick Grasso, the former head of the New York Stock Exchange, and Jack Valenti, the former head of the Motion Picture Association of America. Each June, we take our board of directors to a different region of Italy, which has been designated our region of honor. As you heard this year, it was Friuli Venezia Giulia, and next year it will be Lazio. We're celebrating our 50th anniversary next year, so we thought it would be important to be in the capital. Another important aspect of what we do is to provide disaster relief when natural disasters occur in Italy, such as earthquakes and floods. We also work with many partners who help our members obtain Italian dual citizenship as well as property in Italy. In conclusion, the NIAF started nearly 50 years ago as an organization to combat the prejudice that still existed in the United States at that time against Italian Americans. Today, with that victory largely won, the foundation has evolved into an entity focused on thought leadership through partnering with organizations such as Ambrosetti, AmCham, and the Council for the U.S. and Italy. This year, the NIAF worked with Ambrosetti on a white paper regarding how to maximize the value of the Roots Tourism Initiative, which is most appropriate for our foundation since it has as its ultimate goal the maintenance of the rapport between Italy and her devoted sons and daughters in America. Grazie. Grazie Robert. Grazie mille per questa overview sul NIAF. Quello che fate è di assoluta importanza per le relazioni bilaterali e per mantenere viva anche la community di italiani negli Stati Uniti. Ora passerei la parola a Giuseppe Morandini, Presidente della Fondazione Friuli, perché la Fondazione Friuli è un partner fondamentale anche dell'edizione di Open Dialogues, perché ci ospita in una delle sessioni dei nostri lavori. Presidente, prego. Grazie, buongiorno, ma io credo che a me tocchi il semplice ruolo di dover dire 3 cose da Fondazione dopo l'intervento dell'amico Allegrini, e vorrei dire 3 cose relativamente alla portata dell'evento che la Camera di Commercio di Pordenone e Udine si appresta ad organizzare per il 3° anno. La prima cosa riteniamo sia fondamentale culturalmente sentire la responsabilità e il compito di parlare diffusamente sul territorio di geopolitica, al punto che riteniamo che questa missione, Presidente D'Apozzo, sia proprio una funzione sociale della quale dobbiamo farci carico, non solamente perché la geopolitica deve entrare nella quotidianità delle nostre attività, qualsiasi siano, ma soprattutto perché indipendentemente dalla dimensione del territorio nel quale si tiene l'evento, è un contributo fondamentale per cercare di approfondire lo sguardo di tutti i cittadini sull'orizzonte che abbiamo di fronte. La seconda cosa è l'occasione, questi eventi, per richiamare l'attenzione su un altro aspetto col quale stiamo cercando di prendere dimestichezza in altri settori, ma che caratterizza ormai la vita quotidiana, ed è la velocità. Anche i cambiamenti della geopolitica sono soggetti a delle velocità talmente elevate e in un tempo così ristretto che sono cambiamenti che possono impattare cambiando le nostre vite quotidiane. E questo deve diventare un sentimento comune, il rapporto con la geopolitica, e credo sia questa un'occasione fondamentale di confronto. L'ultima cosa, ed è strettamente da fondazione, abbiamo la responsabilità di gestire i patrimoni delle fondazioni e noi viviamo della gestione dei patrimoni, dei frutti della gestione dei patrimoni che restituiamo ai nostri territori. Da qualche tempo ad oggi, nell'elenco dei rischi da valutare nella scelta degli investimenti è necessariamente la geopolitica, sia lato rischio che lato opportunità. E quando devi fare una scelta di questo tipo
è evidente che la tua scelta deve essere direttamente collegata al numero e alla qualità di informazioni che hai a disposizione. E anche questo deve essere una disponibilità non legata a una persona o a un responsabile, deve essere una disponibilità che diventa un fattore culturale di tutti gli organi gestionali della Fondazione. Quindi grazie anche per questo, Presidente D'Apozzo, perché queste sono occasioni anche formative per noi fondamentali. Grazie Presidente Morandini, allora ci vediamo sicuramente il 6-7 marzo a Udine. Magnifico Rettore Roberto Pinton dell'Università di Udine, anche voi sarete a bordo della prossima edizione di Open Dialogues. Sì, ringrazio anche per il coinvolgimento, grazie al Presidente D'Apozzo ovviamente, il Dottor Rampini e tutti quelli che hanno pensato al programma e anche al coinvolgimento. Noi siamo un'università territoriale, lo dico sempre, insomma, poi fra l'altro nata sulla spinta della ricostruzione dopo terremoto, quindi abituati a un cambiamento repentino e anche a immaginare scenari sempre diversi. Però non è che possiamo rinunciare a quello che è poi diciamo, la visione universale che è propria dell'Accademia. Ci fa molto piacere quindi offrire anche agli studenti, oltre che ai colleghi, un ambito di confronto e di dialogo su questi temi. Chiaro che noi stiamo per esempio lavorando molto, forzando molto le collaborazioni internazionali, incluse anche quelle con gli Stati Uniti, che si risolvono sia con delle vere e proprie doppi titoli, addirittura dei percorsi, ma anche con delle viaggi di studio, delle permanenze degli studenti, soprattutto verso gli Stati Uniti, devo dire, un po' meno nei nostri confronti, però ci sono evidentemente canali che possiamo sfruttare per ampliare, far diventare sempre più anche questo angolo d'Italia e del mondo che è il Friuli. Anch'io ho fatto il militare lì, dopo 5 anni ho deciso di metterci tutta l'anima e sono quasi 40 anni, da giovane ricercatore fino a rettore, un posto dove c'è sostanzialmente, si può fare un sogno friulano, giusto perché lo sappiate. E questo mi piace ricordarlo. Però al di là dei corsi curricolari, quello che è molto importante anche sempre adesso dare delle nozioni, ma soprattutto delle competenze trasversali. Io credo che queste siano occasioni estremamente importanti per far vedere che non esiste solo un percorso di studi, ma esiste un percorso di vita. Spingiamo anche molto i giovani, noi abbiamo a che fare con giovani, non sono tantissimi, sono 15.000. Non sono neanche pochissimi, no, pensate a Udine ha meno di 100.000 abitanti, siamo sparsi nel territorio, però ripeto, molti dei nostri studenti poi li troviamo nelle aziende o, come stiamo facendo anche recentemente, proprio con questa interazione fortissima col mondo economico produttivo, di spingerli all'imprenditoria. Come si può farlo se non c'è un'osmosi con tutta ciò che è la conoscenza del contesto, del mondo che cambia velocemente? Noi tante volte possiamo cambiare, anticipare, come spesso succede più facilmente con la ricerca, un po' meno facilmente con i percorsi di studio che sono un pochino sempre articolati e soggetti a normativa, che cambia anche quella in continuazione. Quindi a maggior ragione credo che sia importante invece avere dei dialoghi trasversali per non voglio citare i soliti silos, fra mondi che inevitabilmente devono collaborare per dare degli scenari chiari a quelli che sono i nostri giovani, che sono evidentemente un po' meno, attrezzati, ma non così spregiudicati come sembra, hanno anche loro molto bisogno di capire e conoscere da fonti autorevoli. Io credo che con questa operazione si sia riuscito a dare un contesto autorevole in cui argomenti che cambiano di anno in anno, come è giusto che ci sia, cercando di anticiparli, anche se a marzo sarà qualche mese dopo l'insediamento di Trump, quindi sarà interessante anche vederne gli sviluppi per avere questa possibilità. Quindi noi siamo disponibili non solo per ospitare, che ci sono dei bellissimi palazzi all'università, ma non solo quello, naturalmente dare anche un contributo fattivo per quanto l'organizzazione lo riterrà opportuno. Quindi grazie. Grazie mille, Rettore.
Anche perché poi, insomma, vedremo poi Federico smentirà questa affermazione, ma per le nuove generazioni si profila un contesto geopolitico sempre più incerto e sempre più pieno di rischi. Quindi è una realtà che sicuramente va ben analizzata. Bene, io vi ringrazio, chiederei a Rettore Pinton, Robert Allegrini, Simone Crolla e il Presidente Morandini di accomodarsi in sala, mentre invito sul palco l'ambasciatrice Zappia e Federico Rampini e l'assessore Bini per i prossimi interventi, e nel frattempo abbiamo recuperato il video. La Camera di Commercio di Pordenone Udine è il motore dell'economia locale. Aiutiamo a trasformare idee e progetti in percorsi imprenditoriali, accompagniamo le aziende sui mercati internazionali e promuoviamo l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. Il nostro impegno quotidiano è costruire insieme agli imprenditori un futuro prospero per il nostro territorio. Questa ricca varietà di attività rappresenta il tessuto imprenditoriale che sosteniamo e valorizziamo. Come un direttore d'orchestra, la Camera di Commercio coordina e armonizza le diverse voci dell'economia locale. La nostra azione si estende attraverso una rete di partecipazioni strategiche. Siamo parte attiva in società partecipate di consorzi industriali, distretti, fiere ed enti economici specializzati in diversi comparti. Attraverso queste sinergie contribuiamo a delineare percorsi per lo sviluppo del territorio. Orchestriamo le risorse locali per creare una sinfonia di crescita e progresso. Il nostro impegno si rivolge a tutte le imprese, dalle piccole botteghe artigiane alle grandi industrie, dai produttori agricoli alle start-up innovative. Collaboriamo con le diverse categorie economiche per elaborare progetti che potenziano tutti i settori, offrendo supporto progettuale e finanziario. Ci adoperiamo per creare un ambiente fertile per gli investimenti, fornendo servizi mirati e assistenza normativa. In Friuli Venezia Giulia, le radici forgiano il carattere di gente concreta, instancabile e determinata. Persone che costruiscono ogni giorno il proprio futuro, con dedizione e tenacia, dando valore all'intera comunità.
Presidente, ti abbiamo visto in video, ma abbiamo anche l'onore di averti qua, tu che sei il motore di Open Dialogues, fin dal giorno zero di questo bellissimo progetto. Raccontaci la visione. Innanzitutto buongiorno, grazie a tutti di essere intervenuti, un ringraziamento molto molto particolare a Sua Eccellenza l'ambasciatrice Zappia, all'assessore all'economia, l'amico Sergio Bini, e a Federico Rampini, direttore scientifico di Open Dialogue. Un piccolo, dottoressa Vasco, abbiamo una piccola presentazione del nostro territorio in terra milanese e per noi questo è un motivo di orgoglio e ringraziamo la Camera di Commercio per l'ospitalità. Perché la Camera di Commercio di Pordenone Udine ha voluto elaborare questo progetto? Parte da lontano. Era il 2013 quando la Camera di Commercio, allora era solo di Udine, prima delle fusioni, ha organizzato per 6 anni un ciclo di eventi che si chiamavano Friuli Future Forum, in collaborazione con l'Ocse e con istituzioni economiche internazionali, Dallas, Amsterdam ed altro, per parlare di quello che poteva essere il futuro rapportato a un territorio come quello della nostra regione, una regione piccola ma estremamente vivace e dinamica, diciamo un po' in tutti i settori, come l'avete visto dalla rappresentazione del filmato. Anche perché se si poteva, diciamo, prendere il meglio da quello che in altre parti del mondo era stato realizzato, era un'opportunità per crescere. E così ci siamo raffrontati, diciamo, con quelle che erano situazioni, quelli che erano mondi, quelli che erano relazioni esterne al nostro territorio regionale, esterne al nostro territorio nazionale, esterne al nostro territorio europeo. E poi Covid, pandemia, nel 2022 abbiamo percepito che i temi geopolitici e geoeconomici, anche per una regione piccola come la nostra, erano fondamentali ed erano immediatamente impattanti, cioè quello che succedeva un po' in tutto il mondo poi in tempi molto veloci si riversava anche sulle nostre economie nazionali, regionali e quant'altro. E quindi la conseguenzialità di una serie continua di cigni neri, che ormai i cigni neri sono diventati un'abitudine, i cigni bianchi sono diventati una rarità, ci hanno fatto pensare che la nostra regione potesse essere un punto di riferimento per affrontare annualmente quelle che sono le tematiche geopolitiche e geoeconomiche. Perché la nostra regione? Non voleva essere un atto di presunzione, ma ci sono delle ragioni che cercherò di spiegare, che possono far sì che il nostro territorio, parlo della nostra regione, ma chiaramente queste sono focalizzate su Udine, ma è solo un fatto territoriale, può diventare nel futuro, costruendo un pezzo anno per anno alla volta, un momento di riflessione sui temi geopolitici e geoeconomici. Innanzitutto la nostra è l'unica regione italiana che ha 2 confini, con 2 mondi completamente diversi, quello mitteleuropeo e quello balcanico. Quindi ci sono delle influenze anche in termini di rapporti di lingue. Nella nostra regione ci sono chiaramente delle aree dei paesi dove si parla tedesco, in altre si parla sloveno, c'è una piccola enclave dove si parla anche russo, quindi è un territorio che è sempre stato contaminato con realtà, socialità provenienti da mondi diversi. La nostra è una regione a elevata, pur nella sua dimensione, capacità di export. Questo è un dato significativo e le nostre imprese, anche non con billion, ma con solamente million, sono presenti in varie parti del globo. Io cito sempre
che tu hai conosciuto, il mio amico Paniccia, che è il padrone della Solari, che è un'azienda diciamo media. Voi in qualsiasi parte del mondo, dalla stazione di Milano al JFK, a Parigi e quant'altro, i timetable sono della Solari prodotti a Udine, un'azienda media presente in tutto il mondo. Quindi questa capacità anche per aziende che non fanno bilio ma di essere presenti in tutto il mondo è un po' insita nel nostro mondo imprenditoriale. Prima Bob ha parlato della diaspora, la presenza di friulani, prima, seconda, terza, quarta generazione, non so dove siamo arrivati, è diffusissima. Voglio ricordare che Toronto è la seconda città come numero di friulani di varie generazioni, oltre 60.000, la prima città è Udine, Toronto è la seconda città con una presenza di friulani, dicevo, oltre 60.000, la gran parte diciamo imprenditori nel settore delle costruzioni e quant'altro, quindi c'è in qualsiasi parte del mondo noi troviamo questa o diaspora o contaminazione. Abbiamo l'Università di Trieste, dove mi sembra hai studiato anche tu e quindi sei passato, di scienze diplomatiche, quindi una parte dei nostri diplomatici provengono dal nostro Friuli, e non tanto per l'università ma per la contaminazione in entrata e uscita che questo crea. La nostra Camera di Commercio è stata l'unica in Italia che fino alla guerra russo-ucraina aveva nel suo interno 2 consolati onorari, quello russo e quello canadese, 2 paesi non semplici, e quindi anche questo ha servito per creare relazioni, connessioni. Al che abbiamo rappresentato al dottor Rampini l'idea, ti è piaciuta? Attraverso gli amici di Ambrosetti abbiamo creato questo contenitore, il direttore scientifico è il dottor Rampini, ma già nella prima e anche nella seconda edizione abbiamo percepito quanto sia importante relazionarci sui temi geopolitici e geoeconomici. Uno dei temi che abbiamo trattato lo scorso anno, c'era il console tedesco presente a Milano, era sui rapporti sull'economia tedesca. Cioè, un anno fa, ormai i tempi sono talmente veloci che quello che diciamo oggi riferito a ieri sembra un passato lontanissimo, ma avevamo affrontato il tema delle filiere che collegano l'economia italiana e quella friulana con la Germania. C'è un rapporto simbiotico fortissimo, le filiere automotive, dell'arredo, tantissimi settori. Entrando in crisi la Germania, immediatamente abbiamo, no Assessore, abbiamo recepito anche noi questo impatto negativo e quindi l'avevamo trattato proprio in anteprima, appena gli accadimenti si manifestavano, con un panel proprio alla Fondazione Friuli sul rapporto economico Friuli-Germania. Quindi io ritengo che il ruolo delle relazioni, dei rapporti diplomatici, delle relazioni economiche, delle relazioni interpersonali siano fondamentali. E su questo il piccolo contributo che la Camera di Commercio di Pordenone e Udine vuole dare attraverso delle qualificatissime persone, non solo strutture come Ambrosetti, ma soprattutto con Federico, sei una delle voci più autorevoli sui temi geoeconomici, io penso che possa essere un pezzettino di analisi, di elaborazione che noi offriamo anche al nostro paese, un paese che nonostante tutti i gufi che saltuariamente a livello regionale, a livello nazionale lo raffigurano come un paese un po' così, abbiamo visto che poi tanto così non è. Anche le ultime valutazioni della Commissione europea ci hanno promosso e hanno bocciato quelli che fino all'altro giorno ci facevano le pulci sui conti. Quindi noi continueremo il nostro lavoro e sono sicuro che magari
fra qualche anno Udine diventerà un punto centrale di riferimento su quelli che sono i temi economici, sempre con l'amico Rampini. Grazie. Grazie Presidente D'Apozzo. Naturalmente dopo ne parleremo più in modo approfondito, ma il rapporto tra Italia e Germania, e anche tra Italia, Germania e Francia, devo dire, è molto stretto, e infatti l'anno prossimo dedicheremo una sessione proprio a questo, il rapporto trilaterale delle locomotive europee. Ne approfitto per salutare la console generale Welter della Germania, il console Monsieur Bonnet della Francia, che sono qui con noi oggi. E passo la parola all'ambasciatrice Zappia, che ci potrà raccontare qual è il sentiment delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Ambasciatrice Pirego. Ecco. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, molto felice di essere qui, grazie Presidente, grazie a tutti coloro che si sono espressi prima e grazie naturalmente anche a European House Ambrosetti. Mentre parlavate stavo riflettendo un po' a quello che è stato innanzitutto una piacevole coincidenza, perché ero qui per la serata di AmCham, bellissima ancora una volta, e ringrazio sia il Presidente Lucchini che Simone Crolla, perché è sempre un'occasione davvero di incontro molto importante. Ma riflettevo al fatto che ho accettato questo specifico invito perché stando dove sto, paradossalmente, si vede non soltanto la geopolitica in senso grande, in senso proprio, ma si vede la geopolitica anche giocata a livello locale del territorio, dei nostri territori. E io credo che l'esempio che dà il Friuli Venezia Giulia sia davvero un esempio virtuoso, che mi auguro che anche altre regioni italiane, alcune già lo fanno, ma che tutte le regioni italiane possano seguire, perché le cose che sono state dette oggi dal Rettore, da Morandini, sono la realtà, e cioè la geopolitica influenza nei due sensi. È necessario anche per chi lavora sui territori capire la geopolitica, capire i rischi, perché il contesto che viviamo è un contesto certamente di grandi opportunità, ma di rischi elevatissimi, capire quali sono gli allineamenti o i disallineamenti che si preparano, e al tempo stesso è importante portare queste realtà territoriali in contesti che sono così importanti come quello degli Stati Uniti. E io ho visto l'esempio della regione Friuli Venezia Giulia concretamente, nel senso che in questi anni, sono quasi 4 anni che sono a Washington, è una regione che è venuta costantemente, che si è presentata costantemente in modo coerente, portando il proprio sistema produttivo, portando il proprio sistema universitario, delle Camere, che si è presentata e ha creato delle costanti occasioni di partenariato, e questo sta funzionando. Quindi l'importanza nei due sensi. Mi avete chiesto di concentrarmi sulle conseguenze delle elezioni americane, no? Per cittadini, imprese italiane, capire che cosa succederà. Non è ovviamente una domanda che ci poniamo soltanto qui, ce la stiamo ponendo un po' dappertutto, però per rispondere, a mio avviso, bisogna partire da quella che è la situazione di fatto. E la situazione di fatto è che francamente, io ho una lunga carriera alle mie spalle, io non ho mai visto in tanti anni in cui mi sono occupata degli Stati Uniti una relazione così forte e così ampia come quella che esiste oggi tra il nostro Paese e l'America. Ci sono dei contesti che sono contesti che i diplomatici creano, ne abbiamo creato uno più recentemente, che è una dichiarazione congiunta nel 2023 firmata dal Presidente Biden e dalla Presidente del Consiglio Meloni. È un pezzo di carta, ma noi diplomatici produciamo pezzi di carta che poi si riempiono di contenuti, e quel pezzo di carta di circa 3 pagine dà, andatelo a vedere,
il contesto della ampiezza di questa relazione tocca tutti i settori che sono, diciamo, tradizionali per noi, ma tocca soprattutto i settori che sono quelli delle tecnologie che vengono definite del futuro ma che sono in realtà del presente, e individua una serie di partnership che sono già avviate, altre si stanno per avviare, una relazione che è veramente profondissima. Biden usa spesso una frase quando parla dell'Italia, a parte che dice che il lavoro più bello del mondo è quello di fare l'ambasciatore americano in Italia. Ieri sera l'ha detto anche l'ambasciatore Markell. Io devo dire, un po' invidiosa sono, perché è vero che dagli Stati Uniti è un paradosso, ma si capisce molto meglio quello che è il nostro paese, ed è incredibile. Però è anche vero che stare qui a fare l'ambasciatore non è male. Quindi Biden dice sempre: mi piacerebbe fare il prossimo mestiere l'ambasciatore in Italia, e dice sempre del nostro paese, della relazione, che we have each other back. Voglio prendere questa frase, che significa in sostanza ci sosteniamo sempre, ci proteggiamo in qualche modo, perché a mio avviso questo dato di fatto non svanirà con la prossima amministrazione, come alcune voci catastrofiste un po' così delineano. Io non ho motivo di credere, per quello che è la mia esperienza negli Stati Uniti, e tra l'altro per quella che è la mia esperienza dell'aver lavorato con la prima amministrazione Trump anche a lungo, non credo che questa realtà cambierà. Dalla sicurezza globale ai rapporti economico e commerciali, dalla cooperazione in settori strategici e ad alto contenuto tecnologico. Il record che abbiamo nelle relazioni bilaterali è veramente straordinario, straordinariamente in crescita nel nostro export. Prendo dei settori: le biotecnologie più 110%, le scienze della vita più 120%, l'elettronica più 41%, l'aerospazio più 43%. Ho toccato questi settori, potrei prenderne altri, ma perché secondo me individuano un po' quello che è anche il futuro della relazione. Quindi geopolitica, realtà economica, la realtà dei contatti people to people. Qui voglio dire due parole davvero sulla NIAF e sulla comunità italo-americana. È davvero un asset straordinario. Robert Allegrini ha fatto un lavoro enorme in questi anni, ricollegando quella che è la più grande associazione italo-americana in America, con un grosso footprint e una grossa rilevanza politica, con l'Italia. Ne va dato atto davvero a Robert Allegrini e alla NIAF, che è un partner anche per noi importantissimo, così come sono partner il caucus italo-americano in Congresso. È una ricchezza che altri paesi non hanno, sono pochi quelli che come noi possono contare su questo sostegno e su questa fedeltà in qualche modo che c'è non soltanto nella politica, in Congresso, in ogni settore dell'economia americana. Dico una cosa: basta guardare un po' quanti italo-americani sono intorno al presidente Trump, a cominciare da quelli che gli hanno garantito un successo nella campagna elettorale, Polster, il responsabile della campagna. Insomma, questo anche è un dato di fatto. Io qui ho delle cifre, ma non so se vi voglio annoiare con delle cifre, perché le potete leggere dappertutto. Export record, saldo commerciale record. Abbiamo fatto con European House Ambrosetti e con ICE uno studio recentissimo che io ho fortemente voluto, perché quando si è ambasciatori negli Stati Uniti un po' l'ansia è quella di capire la realtà di questo paese così grande e capire qual è il nostro footprint. In questo studio il nostro footprint viene fuori abbastanza bene e l'abbiamo concepito come uno strumento proprio a favore delle imprese, per capire dove si possono
matchare, mi viene che è bruttissimo, accoppiare le risorse della nostra economia e del nostro sistema imprenditoriale, con quali stati, dove conviene investire. Insomma, è una fotografia che consiglio a tutti di vedere, e ringrazio Ambrosetti per averci aiutato. È uno strumento operativo. Ci sono dei settori strategici sui quali abbiamo concentrato la nostra attenzione, sono quelli ad alto contenuto innovativo, la meccanica e la manifattura avanzata, l'energia, l'industria aerospaziale, la chimica e naturalmente l'agroalimentare, che continua a tirare moltissimo la nostra relazione economica e commerciale con gli Stati Uniti. Quindi fondamenta davvero solide, su cui poggia anche l'immagine del nostro Paese. C'è un fatto, io leggo tante cose al mattino, naturalmente leggo delle rassegne stampa italiane, c'è sempre un po', mi spiace dirlo, Federico, che metterei un po' a parte nel panorama giornalistico italiano, ma c'è un po' un lamento costante, no? di chi siamo, di come siamo. Io vi posso dire che l'immagine italiana degli Stati Uniti è un'immagine positiva, per tutti i motivi che ho detto fin qui, ma non soltanto perché abbiamo una comunità italo-americana fortissima, non soltanto perché siamo un paese bello, dove gli italiani e dove gli americani vengono con numeri record, gli studenti americani che scelgono il nostro paese per primo come paese dove studiare una lingua, insomma c'è tutto questo, ma c'è anche che veniamo percepiti come un paese fondamentale negli equilibri europei e negli equilibri transatlantici. Tra i paesi del vecchio continente, l'Italia è in questo momento il paese che ha una stabilità politica, molto giusto che si concentri l'attenzione in una prossima approfondimento come questo sul rapporto anche con Francia e Germania. Io lo considero fondamentale, mi sono occupata tanto di Europa e l'Europa è la nostra realtà di partenza e questo triangolo deve funzionare. E non è, a volte penso che sia forse una riflessione un po' da vecchio diplomatico che vede il mondo sempre come, no, in primis la relazione transatlantica, l'Europa e gli Stati Uniti, ma vi assicuro che è ancora la realtà e se questo rapporto Europa-Stati Uniti funziona, funziona anche per noi poi nel rapporto bilaterale. Quindi un paese stabile, un governo stabile, con una prospettiva di legislatura normale, tutto questo conta e questo si sta vedendo negli Stati Uniti, non sono fattori secondari. Lavoriamo con gli Stati Uniti fianco a fianco in tutte quelle che sono le grandi crisi internazionali, la geopolitica, come dicevamo prima, è fondamentale e anche in questo, francamente, il nostro approccio qual è? Un approccio pratico che tende di allineamento, perché è inutile come dire, negare che c'è un allineamento di principi, di valori e di obiettivi anche, ma quello che ci distingue forse da altri paesi europei è anche un pragmatismo. Di nuovo, sento spesso parlare di Italia esclusa, i tavoli, si sono incontrati a 4, l'Italia non c'è. Devo dire, vista dagli Stati Uniti, questa è una polemica che non ha moltissimo senso. L'Italia siede in alcuni consessi fondamentali, la presidenza del G7 che ha riacquistato una rilevanza davvero straordinaria, è stata un'occasione in più per mostrare che dove siamo seduti possiamo lavorare bene e non abbiamo bisogno di per forza sedere su sedie ballerine, diciamo, non c'è bisogno di questo. In più l'Italia è un paese economicamente forte, lo diceva prima il Presidente D'Apozzo, anche questa è una cosa un po' da sfatare, che insomma siamo sempre il fanalino di coda, francamente non è vero, sono andata a guardarmi delle cifre, negli ultimi 10 anni
l'Italia ha avuto la seconda migliore crescita tra i paesi del G7 in termini di PIL pro capite, solo seconda dopo gli Stati Uniti. In Europa negli ultimi 5 anni siamo cresciuti più dei nostri partner e amici, Francia, Germania, Spagna. Siamo tra i più importanti esportatori al mondo, a seconda di chi si legge, il sesto, il quarto, credo che francamente siamo più il quarto che il sesto. Quindi c'è anche questa consapevolezza che dobbiamo acquisire. Non possiamo nasconderci che ci sono delle incognite di questa nuova amministrazione per come si è presentata, in particolare insomma, questa cosa dei dazi, delle tariffe che è stata molto discussa durante la campagna elettorale e che poi è stata tra le prime cose che il prossimo Presidente ha cominciato a declinare. Ci sono stati degli annunci, dazi per i paesi vicini, 2 paesi amici, il Canada e il Messico, dazi per la Cina, quelli devo dire li aspettiamo tutti e del resto la situazione non sarebbe molto differente da quella che abbiamo vissuto con l'amministrazione Biden. Ci sono tante chiavi di lettura. I dazi con i paesi vicini, no? È stata un po' una cifra della prima amministrazione Trump, trattare amici e nemici nello stesso modo. È anche un modo di porre un primo passo negoziale. Ci sono delle questioni importanti che vanno risolte ai confini degli Stati Uniti, sia a nord che a sud. La migrazione è uno, certamente. La piaga del fentanyl è un altro. Io non escludo che siano state già delle prime mosse negoziali per avviare con questi 2 paesi che rimangono la realtà degli Stati Uniti, perché la realtà nordamericana è fortissima e questa è anche una cosa che si potrebbe aggiungere. Robert, benissimo che NIAF inviti anche il Canada, perché la realtà americana è quella di UNSCA, che è questo trattato impronunciabile che fa del Nord America una delle aree più integrate del mondo. Quindi quella prospettiva la dobbiamo sempre tenere. Dell'Europa ancora non è uscito nulla. Guardando un pochino al passato, abbiamo lavorato parecchio con l'amministrazione Trump, ci saranno senz'altro alcune costanti, però non le vedo per adesso, non vedo l'Europa come il primo obiettivo. Ecco. Ci potrebbero essere rivitalizzate delle vecchie prassi congelate, auto, poi superata con la intesa tra Trump e Juncker del 2018, dopo momenti molto, molto tesi tra l'Europa e gli Stati Uniti, digital service tax, ci sono dei temi che potrebbero riemergere. Io credo che la cosa che dobbiamo fare è, come si dice da noi, reach out, cioè collegarsi il prima possibile con questa amministrazione. Non vi nascondo che lo stiamo ovviamente già facendo, come tutti i bravi diplomatici abbiamo cominciato a farlo già da un po', e poi cominciare a proteggere i nostri settori, questo è evidente. Quindi ad una platea come questa quello che posso dire è che pur non avendo per adesso segnali precisi su quale potrebbe essere un'eventuale applicazione di dazi e tariffe all'Europa e quindi anche a noi, qualche idea potremmo averla già adesso basata sull'esperienza passata. Ci stiamo preparando e in questo ancora una volta il sistema produttivo è fondamentale, perché più penetrate e più è difficile poi andare a creare danni a situazioni di fatto. Gli Stati Uniti, come l'Italia, sono un paese che poi ha delle realtà statali molto, molto determinanti in quella che è la politica federale. Penso all'IRA di cui si è tanto parlato. L'IRA è uno strumento
di politica industriale americano, ma è anche uno strumento protezionista, questo è evidente. In realtà poi calato nella realtà dei singoli Stati scopriremo che è uno strumento che anche questa amministrazione farà fatica a smantellare. Qual è il nostro interesse? Il nostro interesse è quello di appunto dialogare, il nostro interesse è anche quello di interloquire con questa amministrazione da una posizione di forza europea, questo è evidente, quindi torno a quel famoso triangolo di cui parlavo prima. È fondamentale che la nostra azione si rivolga, direi quasi in primis, all'interno dell'Unione Europea, all'interno degli equilibri che si creano nella Commissione, difendere i nostri interessi innanzitutto a partire dai tavoli europei. Io mi fermerei qui, ci sono tante altre cose che potrei dire. Forse l'ultimo messaggio è questo: nelle interlocuzioni che stiamo avendo con già adesso, ma devo dire il messaggio non è poi così diverso da quelle che abbiamo avuto in 4 anni con l'amministrazione Biden. L'Europa, la realtà europea deve essere per gli Stati Uniti non soltanto una realtà geopolitica. Cioè questa alleanza transatlantica non si può declinare soltanto attraverso spese militari che comunque dovranno aumentare per forza di cose, e credo che l'Italia faccia bene a mettersi in quella prospettiva. Non è soltanto geopolitica, è anche geoeconomia, cioè non funziona un'alleanza transatlantica con una sola gamba. Deve funzionare un'alleanza transatlantica anche dal punto di vista dell'economia, dei rapporti commerciali, del trade. È una realtà che deve lavorare coesa, perché obiettivamente i challenge che vengono dall'esterno sono tanti, sono forti, e se ci andiamo a ranghi separati siamo perdenti. Grazie. Grazie davvero ambasciatrice. Allora l'auspicio è che a marzo ci potrà dare qualche indicazione in più sull'orizzonte che questa amministrazione americana porterà con sé, siccome ci ritroveremo tra qualche settimana con qualche elemento in più per la nostra analisi. Ora non vorrei interrompere questo interessante flusso. Lascerei quasi subito la parola a Federico Rampini per la sua relazione. Per quanto riguarda il programma di Open Dialogues di marzo, mi limiterei a definire quelle che sono, secondo me, le 4 nature di questo forum che abbiamo creato insieme, senza andare nel dettaglio del programma. Innanzitutto il forum ha sempre avuto e avrà una natura di tipo diffuso. È un forum creato per la città, per i cittadini, e dunque la grande forza di Open Dialogues non è soltanto quella di avere contenuti interessanti, di proporre delle analisi che possono aiutare gli operatori e i cittadini a muoversi, ma anche quella di utilizzare diversi luoghi della città per diffondere questi contenuti. Naturalmente la Camera di Commercio, naturalmente la Fondazione Friuli, naturalmente anche l'anno prossimo l'Università di Udine. La seconda natura è quella modulare, cioè il programma è pensato per essere fruito dai cittadini, da tutti i cittadini, senza differenze di formazione, senza particolare tipo di preparazione, in maniera che chiunque possa assistere e seguire i contenuti che preferisce nella 2 giorni, che saranno il 6 e il 7 di marzo. La terza natura naturalmente è quella internazionale. Udine è, come tutto il Friuli Venezia Giulia, come diceva il Presidente da Pozzo, una realtà locale che ha però una proiezione internazionale molto pronunciata, non soltanto per il tessuto produttivo, ma anche per i trascorsi storici, le relazioni storico-culturali e sociali che la regione e la città hanno intrattenuto in passato sicuramente molto con la Mitteleuropa, i Balcani e l'Europa dell'Est, e ora anche con gli Stati Uniti, che sono il partner principale a cui guardare dal punto di vista commerciale. La terza e ultima natura
la quarta e ultima natura è quella intergenerazionale. Noi non soltanto proponiamo un programma per, diciamo, operatori economici già affermati, ma teniamo moltissimo a stabilire un contatto tra diverse generazioni per aiutare i giovani, come dicevamo prima con il Rettore, a navigare in questo contesto geopolitico che oggettivamente è molto 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 complesso e spesso, diciamo, aggiunge un elemento di complessità e difficoltà ad un contesto in cui i giovani fanno fatica a capire che strada professionale intraprendere, che futuro avere, che scelte fare e soprattutto anche dove vivere, no? Perché questo è anche un altro grande tema. Quindi queste sono le 4 nature di Open Dialogues, lo saranno anche l'anno prossimo quando ci ritroveremo a Udine il 6-7 di marzo. Comunicheremo ovviamente con dovuto anticipo tutti gli ospiti, ne abbiamo sia di internazionali che di italiani e ovviamente europei, e quindi vi aspettiamo tutti quanti a marzo 6-7 a Udine. Detto questo, Federico, ti lascio la parola perché ci potrai tu raccontare meglio come hai vissuto anche questo periodo elettorale intenso negli Stati Uniti e come vedi il ruolo della superpotenza nei prossimi anni sotto la seconda presidenza Trump. Bene, grazie. Intanto ringrazio il Presidente D'Apozzo per la fiducia che mi rinnova. Per me è un onore, un privilegio continuare questa direzione scientifica del forum Open Dialogues che mi ha anche consentito di sviluppare un rapporto con la vostra regione Friuli Venezia Giulia che è veramente per me prezioso. Avremo la fortuna quest'anno di un calendario particolarmente interessante perché il forum si terrà esattamente un mese e mezzo dopo l'insediamento del 47esimo Presidente degli Stati Uniti, un mese e mezzo dopo l'Inauguration Day, quindi ci sarà materiale per, probabilmente anche un po' più concreto. Per adesso siamo costretti a fare proiezioni, congetture e di sicuro per una regione come Friuli Venezia Giulia, che ha quelle 2 vocazioni che già tutti avete ricordato, europea e transatlantica, il tema americano a marzo sarà davvero centrale. Io vi do alcuni elementi e raccolgo subito l'invito dell'ambasciatrice Mariangela Zappia, nel senso che il mio intervento non sarà catastrofista, non sarà apocalittico. Parto con questa constatazione. L'elezione americana del 5 novembre ha visto nuovamente un flop di sondaggi, maggioranza dei media, guru che davano una situazione di parità in realtà inesistente, mentre invece chi ci aveva azzeccato erano i mercati. Interessante, cioè i mercati, mi riferisco sia a quel piccolo mercato che è proprio il mercato tecnico delle scommesse sui risultati elettorali, che dava un responso chiarissimo sulla vittoria di Trump, ma sia più in generale i grandi mercati globali che da tempo spingevano al rialzo dollari e borse e abbiamo visto dopo il risultato elettorale hanno continuato, quindi prevedevano la vittoria di Trump che continuano a considerare sostanzialmente positiva. Poi spiegherò in che senso positiva, sicuramente per gli Stati Uniti, non necessariamente per il resto dell'economia globale. Allora, visto che il Presidente D'Apozzo ha rievocato la metafora del cigno nero, resa famosa dal matematico e finanziere Nassim Taleb dopo la crisi del 2008 dei mutui subprime, la grande crisi finanziaria che poi divenne recessione globale, cigno nero è un evento statisticamente molto improbabile, imprevedibile e quando si verifica ha delle conseguenze sconvolgenti.
Nel caso invece di questa seconda elezione di Trump è molto più adatta una metafora che piace, che non è tanto nota in Occidente, ma piace molto ai miei amici cinesi, è il rinoceronte grigio. Il rinoceronte grigio, a differenza del cigno nero, non è insolito, perché i rinoceronti sono grigi, è un evento prevedibile, largamente previsto e tuttavia, quando si verifica, dirompente, ha un effetto shock, perché il rinoceronte comunque è un pachiderma abbastanza brutale. Ecco, in questo caso dovremmo parlare di un rinoceronte grigio, cioè l'evento era prevedibile, è stato previsto dai mercati, tuttavia può avere delle conseguenze dirompenti, però inseriamolo in un quadro storico un po' più ampio. Se partiamo dal primo Trump del 2016, ora capiamo meglio che non fu un incidente di percorso. Se lo uniamo a Brexit, vediamo che in realtà segnò già allora la fine di un capitolo di storia della globalizzazione. Si è chiusa ormai una fase della globalizzazione, siamo entrati da tempo in un capitolo nuovo della nostra storia che è segnato da varie forme di protezionismi. E questo prescinde dalla figura personale di Donald Trump. Guardate, la ragione profonda per cui il mondo è entrato in una fase in cui prevalgono i protezionismi e quindi non è la fine della globalizzazione, ma le mappe geografiche di questa globalizzazione stanno cambiando profondamente. La ragione vera è quella che noi non capimmo all'inizio del millennio, che la Cina, con il suo ingresso nell'economia globale, aveva già allora un segno protezionista e mercantilista che a lungo andare avrebbe creato dei traumi altrove, in tutto il resto del mondo. Ci abbiamo messo un po' di tempo a prendere le misure di quello che era il vero aspetto dell'integrazione della Cina con la sua strategia protezionista e mercantilista. Per cui, come giustamente ricordava l'ambasciatrice Zappia, questa stagione del protezionismo non è mai smessa sotto l'amministrazione Biden. Biden, ricordiamocelo, ha confermato buona parte dei dazi che erano stati introdotti dal primo Trump, ivi compreso a volte sugli amici. Uno degli ultimi gesti dell'amministrazione Biden nella sua politica commerciale sono stati dei dazi sull'alluminio italiano. E Biden ci ha aggiunto tutta quella dimensione di politica industriale, l'IRA, cioè Inflation Reduction Act, quella gigantesca manovra di sussidi, aiuti di Stato a industrie che si vogliono riportare sul territorio americano, con il pretesto più o meno fondato dell'ambientalismo, della decarbonizzazione, però è protezionismo verde, ma sempre protezionismo. Dicevo, torno per un attimo alla questione dei mercati, visto che i mercati hanno capito cose che né i media, né i sondaggi, né i guru avevano capito, allora diamogli un po' più retta ai mercati, anche perché quando diciamo mercati, questa entità un po' astratta, non stiamo parlando soltanto di Warren Buffett, di investitori americani, stiamo parlando di investitori globali, cioè quelli che stanno spostando al rialzo il dollaro, che è ai massimi da anni. Sono anche capitali giapponesi, cinesi e arabi e naturalmente europei, che affluiscono verso gli Stati Uniti. Stanno dando un segnale chiaro di fiducia nell'economia degli Stati Uniti. Aspettative largamente positive anche sulla politica economica del prossimo presidente, meno tasse, deregulation sono cose che in genere fanno bene alla crescita. I dazi
prossimi venturi non sono vissuti come un'apocalisse. In parte li abbiamo già visti, su questo poi tornerò perché il tema dei dazi giustamente è quello che appassiona o spaventa di più gli italiani. Però per rimanere un attimo diciamo, al verdetto dei mercati, guardandolo nel lungo termine, perché bisogna prendere un po' di distacco. Quando dico lungo termine, allora attingo a due fonti preziose. Una è il rapporto Draghi, che sul confronto tra economia americana e il resto del mondo è una miniera di dati, il rapporto Draghi. E un'altra è un bellissimo rapporto sull'economia americana pubblicato alcune settimane fa dal settimanale britannico The Economist, intitolato, non a caso, The Envy of the World, l'invidia del resto del mondo. Allora, parto da questo dato e estraggo liberamente dal rapporto Draghi e dall'Economist $10.000 investiti nel 2000, all'inizio del millennio, sulle borse americane. Oggi valgono in termini reali, potere d'acquisto reale, quindi al netto dell'inflazione, $27.000. Gli stessi $10.000 investiti in tutte le borse del resto del mondo, America esclusa, 10.000, oggi valgono 16.000. Questo vi dà, ma in fondo il verdetto dei mercati non è tanto dissimile da quello dell'economia reale. Draghi ci ha raccontato, ci ha spiegato con severità che all'inizio del millennio più o meno l'economia americana e quella europea si equivalevano, oggi l'economia americana vale circa il 40% in più. Eppure, quando allarghiamo lo sguardo a un periodo storico che abbraccia un quarto di secolo, in questo quarto di secolo di cigni neri ce ne sono stati parecchi. E si comincia con l'11 settembre 2001, attacco alle Torri Gemelle e a Washington. Si prosegue con il 2008, la grande crisi finanziaria, i mutui subprime, la recessione più grave dopo la grande depressione degli anni 30, la pandemia. Non è stato un periodo facile. In più, per quanto riguarda gli Stati Uniti e le loro politiche economiche, alternanze politiche quasi estreme, cioè in questo quarto di secolo abbiamo avuto 2 amministrazioni George W. Bush, 2 amministrazioni Barack Obama, un Trump e un Biden. Il pendolo politico è oscillato parecchio, eppure nel lungo periodo rimane vera sempre la famosa massima di Warren Buffett: chiunque abbia scommesso contro l'economia americana ha sempre perso. Dico, una delle cose che suscitano più scalpore, imbarazzo, ripulsa, negazionismo qui in Europa, però andatela a trovare sia nell'Economist che nel rapporto Draghi, trovate questi dati. Oggi un lavoratore del Mississippi, che è il più povero dei 50 stati americani, guadagna più di un lavoratore tedesco. Sono cose che in Europa nessuno vuol sentire dire, non ci credete. Poi è vero, naturalmente, l'obiezione, sì, ma il lavoratore tedesco ha gratis la scuola, la sanità. Però guarda caso gli ingegneri tedeschi emigrano a lavorare nella Silicon Valley. Allora, o credete veramente che sono così stupidi e non sanno fare conti aritmetici sulla propria busta paga e vanno a stare peggio di quanto stavano in Germania, oppure bisogna aprire gli occhi di fronte al fatto che la performance dell'economia americana è stellare. Ma nel lungo periodo non dipende da questo o quel presidente. Quando eleggiamo un presidente degli Stati Uniti non eleggiamo un dittatore per 4 anni. E l'influenza della Casa Bianca sull'economia reale americana non è quella che ha Xi Jinping sull'economia cinese, perché siamo in un'economia di mercato e le forze di base che spiegano la performance di lungo periodo dell'America su un quarto di secolo sono
in piccola parte legate a chi sta al governo federale in quel momento. Visto che ho citato Xi Jinping, ricorderò anche che quando io vivevo in Cina, dal 2004 al 2009, interrompendo per 5 anni la mia vita americana, si dava per scontato il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti. Adesso non è scontato affatto. Comunque si allontana di molto nel tempo, ammesso che venga mai. Ancora un paio di cose che estraggo di nuovo dal rapporto Draghi o dall'Economist. Le 7 aziende più grandi del settore tecnologico americano, le 7 big tech, capitalizzano in borsa più di tutte le borse unite di Giappone, Germania, Regno Unito e Canada messe insieme. E Amazon investe di più in ricerca del sistema Italia. Ho citato Big Tech, tra l'altro bisognerà anche che in Italia si riesca ad affrontare in modo un po' più spassionato, laico e pragmatico il tema Elon Musk. È diventato il babau del nostro tempo. Ma non riesco più a parlare con gli italiani senza che mi chiedano di Elon Musk come se fosse il demonio, il male assoluto. Fino all'altro ieri, finché lui sosteneva e finanziava le campagne elettorali di Barack Obama e di Hillary Clinton, non era un problema. Adesso è diventato il pericolo per la democrazia, alla pari naturalmente con Donald Trump. In realtà rimane un genio imprenditoriale, ormai ha superato Steve Jobs per la quantità di invenzioni, aziende, e se davvero riuscisse nell'impresa che gli è stata affidata di un dicastero senza portafoglio che dovrebbe fungere da agenzia per lo snellimento della burocrazia americana, se facesse anche 1/10 di quello che si propone di fare sarebbe positivo. Un attimo mi soffermo sul rapporto Stati Uniti-Cina, perché comunque, anche se voi siete più preoccupati dal rapporto Italia-Stati Uniti, giustamente, però il tema fondamentale della nostra epoca rimane quello, che relazione si verrà a creare tra le due superpotenze planetarie. Ecco, rispetto al 2016, rispetto alla prima amministrazione Trump, molto è cambiato dei rapporti di forze tra America e Cina. In apparenza la Cina è più forte rispetto al 2016 perché il suo primato mondiale nel settore manifatturiero si è addirittura consolidato. Il peso della Cina come percentuale di produzione industriale del pianeta è addirittura aumentato, e tuttavia questa immensa forza cinese, che ha resistito anche alle varie ondate di dazi e di protezionismi americani, nasconde anche una enorme debolezza. Cioè la Cina oggi è ancora più dipendente dai mercati esteri. È una Cina che per colpa degli errori della sua leadership, degli errori di Xi Jinping, che è tornato a una visione molto statalista e molto dirigista, ha una crescita depressa, una crescita in rallentamento, subisce fughe di capitali, e il $1 trilione di surplus cinese, quest'anno toccheremo questo record storico, 1.000 miliardi di dollari di attivo commerciale della Cina con il resto del mondo, è segno di una potenza ma anche di un'enorme vulnerabilità. Un paese che ha bisogno del resto del mondo, altrimenti non riesce più a crescere. Ha una disoccupazione giovanile al 20%. Ha segnali anche di conflittualità sociale in aumento.
municipalità locali che non riescono più a pagare gli stipendi perché sono impoveriti gli enti locali cinesi dal crollo del mercato immobiliare. È riuscita a costruire la Cina una specie di monopolio della sostenibilità, un dominio totale nell'auto elettrica, nelle batterie elettriche, nei pannelli solari, ha rafforzato i suoi legami con il grande sud globale, preparandosi a una guerra di lungo periodo, una guerra commerciale di lungo periodo con gli Stati Uniti. La Cina diversifica enormemente i suoi sbocchi commerciali e tuttavia anche nel grande sud globale la pressione delle esportazioni cinesi sta cominciando a suscitare reazioni protezioniste. Quindi è una Cina che è molto vulnerabile a una nuova stagione di protezionismo mirato contro di lei. Evoco anche gli altri due scenari geopolitici di cui ci occuperemo sicuramente anche a Udine e che sono più vicini a voi sia geograficamente sia nelle vostre preoccupazioni. Ucraina, tornerò sul tema di cosa l'Europa può e deve proporre, ma diciamo che al momento, per fotografare in modo cinico la situazione, bisognerebbe dire che Zelensky ha già perso la guerra, ma Putin non l'ha ancora vinta. E ci sono delle cose che possono determinare l'esito anche su quel fronte. Medio Oriente, è interessante l'uscita più recentissima che Trump ha fatto sul tema degli ostaggi. Forse non sapete, o forse sì, che una parte degli ostaggi ancora detenuti da Hamas sono americani, in genere perché hanno la doppia cittadinanza, israeliana e statunitense. E Trump ha fatto un'uscita molto minacciosa, dicendo che lui li vuole vedere liberati entro il giorno in cui si insedia alla Casa Bianca, altrimenti, cioè ha lasciato aperta, gravare una minaccia addirittura di un intervento militare americano. È ancora tutto possibile in Medio Oriente. Sappiamo che Trump ha un rapporto fortissimo con Benjamin Netanyahu. Bisogna anche ricordare che ha un rapporto quasi altrettanto forte con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. E potrebbe riportare in gioco un'Arabia Saudita che è rimasta un po' ai margini della questione. Vengo al tema che più vi preoccupa. L'Europa, insomma, lo ha ricordato molto educatamente e pudicamente, come si addice a una grande diplomatica, l'ambasciatrice Zappia. L'Europa in questa fase arriva all'appuntamento col Trump bis, con due crisi di governo nei due paesi fondamentali, la Francia e la Germania, o la Germania e la Francia. La Germania andrà al voto, sempre fortunata coincidenza del calendario di Udine. Quando noi a Udine ci ritroveremmo per il forum, i tedeschi avranno votato da poco, e i francesi non lo so, ma forse chissà se avranno un governo. Si dice, lo diceva soprattutto uno dei padri fondatori dell'Europa, che l'Europa si fa attraverso le crisi fanno l'Europa. Speriamo che continui ad essere vero. Torno sui dazi, perché l'ambasciatrice Zappia vi ha ricordato che Trump finora si è espresso soltanto minacciando dazi del 25% sui due paesi vicini che fanno parte del grande mercato unico nordamericano, Canada e Messico, e del 10% sulla Cina. Però voglio ricordare, lo ha accennato l'ambasciatrice, ma voglio ricordare che quella minaccia di Trump era legata in modo molto specifico a delle contropartite su immigrazione e fentanyl. Quindi questi sono dei dazi che lui ha minacciato di mettere sui paesi vicini se non si danno da fare per aiutare la sua amministrazione a controllare flussi migratori e, nel caso della Cina, a controllare, cioè a cessare l'esportazione di
quei prodotti, componenti chimici che poi vengono utilizzati per il fentanyl. Quindi non ha ancora Trump aperto le ostilità sul tema macroeconomico, quello dei grandi squilibri commerciali tra gli Stati Uniti e questi paesi, tantomeno sull'Unione Europea, di cui finora non ha parlato, magari ne parla stasera o domani, ma comunque finora niente. E quello rimarrà comunque sullo sfondo un tema. L'America è il più, nonostante sia entrata da 8 anni in una stagione di protezionismo, rimane il mercato di sbocco principale per tutti gli altri. Per tutti gli altri. Questo significa anche, bisogna essere molto chiari su questo, questo significa che il protezionismo non è un gioco a somma negativa in cui ci perdono tutti. Quando si è in presenza di un macro squilibrio così palese, così gigantesco, con un paese che importa molto di più e gli altri che esportano molto di più, quel paese lì, se pratica il protezionismo, ci guadagna. Bisogna essere molto chiari e questa è la chiave anche del fenomenale potere negoziale che ha Trump in questo momento. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha fatto un'uscita molto esplicita su questo tema, dicendo agli europei, e lei rappresenta un'istituzione europea e quindi difende gli interessi degli europei, ma pochi giorni fa ha detto in maniera molto cruda, se volete prevenire la minaccia protezionistica, comprate americano. Dovete fare qualcosa, dovete intervenire sui macro squilibri. Comprare americano, tra l'altro, guardate, vuol dire... allora, noi sappiamo che anche l'Unione Europea, pur essendo un po' più statalista dell'America, comunque è un'economia di mercato, quindi non è che possiamo dall'alto decidere che i consumatori europei, le imprese europee si mettono a comprare più importazioni americane. Non siamo in un sistema cinese dove il governo può comandare questo genere di comportamenti, però ci sono almeno 2 settori dove invece questo è possibile anche in Europa, sono l'energia e la difesa. Energia, si può certamente aumentare il rapporto con gli Stati Uniti, che già sono diventati il principale esportatore di gas naturale in seguito alle sanzioni contro la Russia. E la difesa, perché qualunque cosa faccia l'Europa per assumere maggiori responsabilità nella propria sicurezza, nel breve e medio termine significa comprare più armi americane. L'industria della difesa europea è un'industria ancora sottodimensionata, frammentata, ha un mare di problemi, li deve risolvere, però nel breve e medio termine spendere di più per la propria sicurezza significa comprare più armi americane. Quindi sono 2 cose molto concrete. Christine Lagarde non è entrata in questi dettagli, i dettagli li ho aggiunti io, però ci ha dato un'indicazione di marcia. Altre cose che l'Europa potrà fare sono già in corso di discussione da tempo a Bruxelles tra i nostri ambasciatori, i colleghi di Mariangela Zappia, già stanno preparando tutto quello che possono mettere sul tavolo per avere un rapporto positivo con l'amministrazione Trump. Si è parlato di un pacchetto di 50-100 miliardi di euro per l'Ucraina. Si è parlato, molto più problematico naturalmente, dell'invio di truppe europee in Ucraina. Qualcuno dice che bisognerà anche spiegare a Trump che non ha interesse a fare di Kiev un'altra Kabul, visto che lui giustamente criticò, attaccò, sbeffeggiò Biden per la debacle della ritirata da Kabul nell'agosto 2021 e lui non vuole passare alla storia come il presidente americano che ha subito la debacle di Kiev. Quindi
diciamo, mettere insieme un pacchetto di azioni europee che al tempo stesso sollevino l'America da certi oneri e responsabilità, ma anche evitino all'America una figuraccia dalle conseguenze geopolitiche potenzialmente catastrofiche. Ho ricordato la simmetria del protezionismo, il fatto che gli Stati Uniti possono infliggere molti più danni al resto del mondo praticandolo. Ho ricordato che di protezionismi ce ne sono tanti, non c'è solo quello dei dazi, c'è quello della politica industriale. Qui mi soffermo per un attimo, perché il bilancio della politica industriale di Biden, forse potremo farlo solo tra qualche anno, non è così brillante nell'immediato. Vedete, qui in Italia in questi giorni, in queste ore, si sta discutendo moltissimo delle dimissioni di Tavares dalla Stellantis, giustamente. Guardate che però sullo sfondo ci sono dei problemi molto specifici di Stellantis, ne sono consapevole, però sullo sfondo c'è un dramma dell'auto elettrica che riguarda tutto l'Occidente. In America abbiamo catene di fallimenti, bancarotte di start-up del settore elettrico, dalle batterie, cioè proprio quel settore che era uno dei principali beneficiari dei sussidi di Biden. Batterie elettriche, auto elettriche, lasciamo stare la Tesla che viaggia su un pianeta a parte, ma al piano sotto della Tesla c'è tutto un mondo di auto elettriche e batterie elettriche che è in una sofferenza spaventosa. E qui, diciamo, la congiuntura aiuta Trump, perché una parte di quello che sta accadendo è frutto di strategie di transizione alla sostenibilità, alla decarbonizzazione troppo rigide, premature, ispirate anche da forme di dogmatismo ideologico, ambientalismo apocalittico, non hanno aiutato. E sull'altro versante naturalmente c'è lo strapotere della Cina nell'auto elettrica e nelle batterie elettriche, di cui non si è tenuto conto a sufficienza. Dicevo, Tavares fa scalpore qui in Italia, ma quasi contestualmente negli Stati Uniti si è dimesso il chief executive di Intel. Intel era la regina dei semiconduttori tanto tempo fa, non lo è più da tempo. Anche Intel è stata inondata di sussidi dall'amministrazione Biden ed è in una crisi spaventosa. Intel ha ricevuto almeno, così, a memoria direi, 7 miliardi e mezzo di dollari, l'ultima tranche di sussidi dell'amministrazione Biden, eppure è un'azienda in uno stato comatoso. Questo per dire che anche sul fronte della politica industriale Trump parte con la possibilità di un esame molto severo di quello che ha fatto il suo predecessore. Non luccica tutto il bilancio dell'amministrazione Biden. E vi lascio solo su quest'ultimo accenno. Quando ci ritroveremo a Udine, quindi un mese e mezzo dopo l'Inauguration Day, è possibile che il tema che dominerà l'attenzione dei media non sarà tanto la nuova ondata di dazi di Trump, ma invece quello che lui farà sul fronte dell'immigrazione. Perché quella è la politica su cui lui si è sbilanciato di più verso i suoi elettori, quindi la chiusura delle frontiere e l'inizio di un rimpatrio di massa. Io mi rifiuto di dire deportazione, perché deportazione è una cattiva traduzione del termine inglese deportation. Deportazione in italiano evoca i vagoni blindati verso Auschwitz.
Invece qui si tratta di rimpatri di massa, favoriti probabilmente da accordi con paesi come il Messico, che hanno tutto l'interesse a mettersi d'accordo con l'amministrazione Trump. Però perché dico che è importante tenere presente che l'immigrazione forse sarà un titolo più grosso dei dazi, perché l'immigrazione può contribuire ad alzare i salari di quella classe operaia che ha votato Donald Trump. È quello che accadde già una volta, durante la pandemia. Durante la pandemia ci fu una chiusura di fatto dei confini e ci fu una forte dinamica salariale proprio nei lavoratori, a favore dei lavoratori manuali. È una delle ragioni per cui quelli che hanno votato Trump di nuovo nel 2024 si ricordano positivamente della prima amministrazione Trump. Tuttavia, se funziona anche solo in parte una politica di forte controllo dei flussi migratori, questo aumento dei salari operai americani spingerà al rialzo l'inflazione e allora potrebbe indurre Trump a essere un po' meno cattivo con gli europei e gli italiani sui dazi, perché anche i dazi hanno un contenuto inflazionistico. Quindi nel bilanciare le sue promesse di miglioramento della condizione dei lavoratori americani, reindustrializzazione, ma anche contenimento dell'inflazione del caro vita, dovrà bilanciarle. È possibile che più lui riesce a sfondare sul fronte dell'immigrazione, più diventi moderato e flessibile sul protezionismo e sui dazi. E quindi mi sono sbilanciato molto perché fare previsioni, come si è visto, è imprudente. Grazie. Grazie mille Federico per questa panoramica. Devo dire che non sei stato catastrofista come avevi promesso. Ci rivediamo a marzo a Udine per capire qual è il bilancio delle prime settimane dell'amministrazione Trump. Do ora la parola all'assessore Bini della Regione Friuli Venezia Giulia per i saluti conclusivi, perché la Regione è da sempre a fianco di Open Dialogues come partner di crescita di questo forum. Assessore, prego. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Devo dire che è sempre molto affascinante ascoltare il dottor Rampini. Sono state 2 ore belle, intense, ma con 2 interventi profondi, con 2 interventi, mi riferisco all'intervento della ambasciatrice Zappia e del dottor Rampini, che, come dire, sono andati in profondità, hanno fatto dei carotaggi molto importanti, sia per quanto riguarda la situazione Stati Uniti d'America, ma anche su relazioni Europa-Italia e Stati Uniti d'America. Quindi ho ascoltato davvero con molto interesse. Ringrazio il Presidente Giovanni D'Apozzo per l'invito, vi porto i saluti del governatore Fedriga. Oggi ho incontrato tanti amici, Bob Allegrini in primis, e ti ringrazio per considerare il Friuli Venezia Giulia come la tua famiglia, ma ti devo dire che anche per noi il NIAF è una grande famiglia. Non più di un mese fa abbiamo avuto il piacere di incontrarci durante la serata di gala, dove la Regione Friuli Venezia Giulia era proprio regione d'onore, e devo dire che i rapporti tra di noi anno dopo anno si stanno sempre più cementando. Saluto anche il Presidente Morandini e il magnifico Rettore Pinton. Ambasciatrice, io la ringrazio per aver definito il Friuli Venezia Giulia un esempio virtuoso. È vero, noi ultimamente stiamo cercando di rafforzare sempre di più
il legame tra la nostra regione e gli Stati Uniti d'America. Appunto, durante la missione che ci ha visto protagonisti assieme al governatore Federica un mese fa negli Stati Uniti d'America, dove abbiamo avuto anche l'onore di essere ospiti dell'ambasciata a Washington. Durante queste missioni, devo dire, abbiamo e stiamo cercando di porre le basi per quelli che possono essere rapporti istituzionali, ma anche rapporti di business tra le imprese del Friuli Venezia Giulia già presenti negli Stati Uniti d'America e il mercato americano. Un mercato, come avete voi evidenziato prima, importante, un mercato con delle potenzialità, condivido anch'io che il mercato, l'economia americana sia un'economia molto forte con delle potenzialità ulteriori di crescita. Per noi rappresenta davvero un grande oceano che deve essere esplorato. Dicevo, ci sono già delle imprese friulane in Friuli Venezia Giulia, Solari, l'amico dell'amico Massimo Paniccia, la Roncadin, le pizze surgelate che hanno aperto un nuovo stabilimento, la Biofarma, presente anch'essa negli Stati Uniti. Ma ci sono e stanno crescendo soprattutto in questi ultimi anni, anche molte multinazionali americane che vengono a investire in Friuli Venezia Giulia. E questo ci fa, come dire, assolutamente piacere. Va detto che gli Stati Uniti d'America per noi rappresentano, l'ho detto prima, un grande mercato. Il Presidente Apozzo lo ha accennato durante il suo intervento. Gli Stati Uniti d'America rappresentano in termini di export il secondo mercato per la regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo prima la Germania, ma secondo gli Stati Uniti d'America abbiamo un interscambio commerciale che ormai è consolidato, siamo nell'ordine dei 2,5-3 miliardi di euro all'anno. Quindi, per dire che il rapporto tra i nostri due paesi è un rapporto importante. Eventi come questo, oggi abbiamo avuto una preview importante e significativa di quello che sarà e quello che ascolteremo durante le giornate del 6 e 7 marzo prossimo. Sono eventi importanti. Prima mi ha fatto piacere ascoltare eventi aperti, non solo per gli imprenditori maturi, ma soprattutto rivolti al mercato dei giovani. Noi abbiamo bisogno, lo diceva prima Morandini, di conoscere, di documentarci, di sapere. Penso che eventi come i vostri possano, come dire, permetterci di fare i giusti approfondimenti. Io non voglio portar via altro tempo e quello che voglio dirvi è che, Presidente D'Apozzo, ti posso confermare la disponibilità della Regione quest'anno, il prossimo anno, per i 100 eventi ancora che farete da qui ai prossimi anni. Beh, intanto accontentiamoci di 100, perché tu pensi, no? Quello che dico è, guarda questo, noi abbiamo bisogno di eventi come questo, eventi di alto livello, che ci permettano di crescere. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia, dico sempre, abbiamo delle potenzialità importanti. È vero, condivido quello che ha detto l'ambasciatrice Zappia. Noi siamo un popolo un po' strano e amiamo spesso sottovalutarci. Parlo dell'Italia, ma parlo anche della nostra regione. Tu li chiamavi prima i gufi, i famosi gufi. Le cose vanno bene, perché devo dire, nonostante la Germania, nonostante la Francia, le cose stanno continuando ad andare bene per la nostra regione, stiamo continuando a crescere in termini indici, nei vari indici. Però c'è tanta gente che ancora ti trasmette negatività. Noi abbiamo bisogno di eventi come questi in grado di trasmetterci realtà, verità e conoscenza. Quindi complimenti per quello che fate, ma soprattutto per quello che farete. Grazie. Grazie Assessore. E chiudiamo qui questa mattinata di lavori di anteprima di Open Dialogues. Ringrazio tutti gli ospiti per essere stati con noi, ringrazio tutti voi per la presenza. Ci vediamo dunque il 6-7 marzo a Udine.